Sull'aggressione dei 3 poliziotti avvenuta al carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento intervengono oggi i sindacati affermando come serve il dialogo tra i sindacati e la fermezza nei confronti dei detenuti violenti. Lo avevamo detto al provveditore regionale Maurizio Veneziano nei vari incontri. Hanno dichiarato i segretari regionali Nicolò Lauricella del SINAP e Gioacchino Veneziano della UILPA e Francesco D'Antoni dell'USPP che il carcere Pasquale Di Lorenzo non era un'isola felice, ma la situazione gestionale e operativa veniva aggravata perché da mesi c'è un impasse nelle relazioni sindacali. Dal 2 di settembre a ieri 5 settembre il carcere di Agrigento è diventato un campo di battaglia dove sono caduti solo i lavoratori in divisa che non hanno garanzie di essere tutelati. I 3 leader sindacali siciliani di SINAP, UIL e USPP affermano: abbiamo registrato un'escalation di aggressioni da parte di 2 detenuti italiani, ristretti per reati comuni che per futili e pretestuosi motivi hanno aggredito causando il ferimento di 3 operatori. Trasportati al pronto soccorso del nosocomio agrigentino, hanno avuto una prognosi di 2, di 14 e di 8 giorni ciascuno. L'operatore di polizia più grave pare abbia una lesione all'arcata sopraccigliare. Esprimiamo, affermano i sindacati, solidarietà e pronta guarigione ai colleghi feriti, ferma condanna per gli autori di vili gesti. Quindi la direzione, concludono Lauricella, Veneziano e D'Antoni, deve prendere seri e decisi provvedimenti contro gli autori, auspicando ancora una volta il provveditore Maurizio Veneziano a intervenire personalmente per sanare anche le questioni sindacali ampiamente denunciate negli incontri avuti al tavolo regionale.